Sì, Weil es Kalbsteak si è bruciato una cornetta. Camera qua. Almeno. Che figo! Camilla, girati! Madonna, non ti fare, prego! Stretto, su! Stretto! Quando sfilate, cosa va? Quando sfilate? Guardi per Trentino? Quando finirà questo Dove vai davanti? Ah sì, vero. Devi alzare, devi mettere un moschettone e allacciare sotto e al via insieme portate su le due bandiere fino in alto. Poi
bellissime località dell'Appennino abruzzese, che hanno ospitato anche tante manifestazioni a carattere nazionale e internazionale. Andiamo alla successiva delegazione, diamo il benvenuto alle ragazze e ai ragazzi della provincia di Bolzano. Eccoli qui, benvenuti ragazzi. Herzlich willkommen Jungs hier von Bozen, hier in Friuli Venezien. Eccoli qui, benvenuti ragazzi, da Bolzano al Friuli Venezia Giulia. Anche loro una comitiva numerosa. Andiamo con la prossima, eccoli già pronti. Diamo il benvenuto ai ragazzi dell'Emilia Romagna. Eccoli qui, benvenuti ragazzi, splendida Emilia Romagna, anche loro da domani nelle varie discipline, ben 9 per queste finali nazionali, sport invernali e finali studentesche presentate dal MIUR. Andiamo al centro della nostra splendida penisola e diamo il benvenuto con la loro bandiera azzurra ai ragazzi e alle ragazze del Lazio. Ed eccoli qui anche loro numerosi, qui al mezzo, dal Lazio, anche loro con la bandiera della regione, con il cartello. Ritorniamo al nord, andiamo a nord-ovest, eccoli già pronti, benvenuti ragazze e ragazzi dalla Liguria! Un altro evento che ospiterà migliaia di ragazzi, studenti, sportivi, eccoli che passano in questo momento in Liguri. Dopo il grande successo del settembre 2015 a Lignano con il trofeo CONI, abbiamo la conferma con questo appuntamento 3 giorni invernale qui in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Ed ecco la bandiera verde, la vediamo lì, inconfondibile, terra di grandi campioni, la Lombardia! Eccoli qui, delegazione lombarda, non poteva mancare. Terra di grande tradizione per quanto riguarda gli sport invernali. Eccoli che passano, Lombardia. Rimaniamo al nord, rimaniamo con una regione che ha dato grandi campioni agli sport invernali, agli sport della neve. Sto parlando del Piemonte, la regione olimpica di Torino 2006. 20ª edizione dei Giochi Olimpici, nona edizione dei Giochi Paraolimpici, che hanno decretato un successo proprio dall'edizione dei Giochi Paraolimpici di Torino 2006. Il numero di spettatori è incrementato a Vancouver e poi a Sochi. Anche il Piemonte, numerosissima la delegazione. Benvenuti in Friuli, benvenuti in Cardia. E dal profondo nord-ovest ritorniamo al sud, un'altra splendida regione della nostra Italia.
Ricordiamo il Pinocchio, per esempio. Toscana, Toscana. Altra terra di grande tradizione degli sport invernali, una provincia che ha dato e che sta dando grandi campioni nelle multidiscipline. Sto parlando della provincia di Trento! Trento c'è! Trento c'è! Eccoli che arrivano! Anche per loro una delegazione numerosissima. Eccoli qui che sfilano qui davanti. Da domani si gareggia per una medaglia, per un momento di gloria per queste finali nazionali degli sport invernali. Ed ecco che arriva la prossima delegazione, la regione delle colline, del verde, del grande cibo del bovino, l'Umbria! L'Umbria! Il tutto presentato dal MIUR, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico, Regione Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ritorniamo in montagna, montagna, montagna! Eccoli pronti, vedo una delegazione molto numerosa. È tornata la Coppa del Mondo di sci finalmente, di nuovo in Valle d'Aosta! La Queen! Valle d'Aosta! Benvenuti ragazzi! Eccoli qui i valdostani, anche loro numerosissimi questo pomeriggio qui a Tolmezzo. Ne mancano due, le due regioni ospitanti questa edizione delle finali nazionali degli sport invernali, i campionati studenteschi 2016, e diamo il benvenuto ai cugini del Veneto! Sappada, come sapete, sarà sede delle gare. Sappada ospiterà anche il parallelo finale giovedì 10 marzo. Ed eccoli qui, sabatini, con tutti i ragazzi, gli studenti e gli allievi veneti della delegazione che passa in questo momento. Dimenticati di loro, chiudono la delegazione delle 15 regioni oggi in piazza 20 settembre qui a Tolmezzo, la delegazione del Friuli Venezia Giulia! Vestiti in fretta perché ho voglia di guardare.
se non importa il trucco e la bellezza in testa. Non hai voluto mancare questo pomeriggio qui a Tolmezzo per questa grande festa dello sport e soprattutto dei giovani, considerato che sono queste finali studentesche. No, ringrazio voi e a tutte le persone che stanno qui oggi, per me è un onore stare qua e ringrazio tutti voi. Grazie Totò, grande campione da grande